Salve a tutti, ci troviamo al Museo del Cavallino della Giara a Genoni per un nuovo appuntamento di Musei Narranti, il progetto organizzato dall'Associazione Nazionale Piccoli Musei. Oggi ci allontaniamo dal libro guida del museo che abbiamo utilizzato nei precedenti incontri e vi vogliamo leggere qualcosa dalla guida illustrata del museo. Il Museo del Cavallino della Giara è suddiviso in due metodologie di racconto. Una è legata alla parte più scientifica, quindi etnografica, legata al lavoro che abbiamo fatto con il professor Giulio Angioni. Un'altra parte invece è strettamente legata alla popolazione locale, dove i locali, gli anziani sono stati intervistati e le loro interviste si sono trasformate in mini racconti. Questi mini racconti sono andati a finire nelle mani di una grandissima artista, che è l'illustratrice Pia Valentinis, che ha realizzato disegni stupendi come questi. Oggi vi vogliamo leggere il racconto legato a questa illustrazione sulle ali della signora Caterina Piredda, una signora che non c'è più, che ancora però a 100 anni ricordava molto bene i diversi passaggi che hanno portato a questo racconto. In sostanza siamo in tempi di guerra. Il suo allora fidanzato era appunto in guerra, in battaglia, e lei lo aspettava a casa. Un giorno suo marito scopre che un suo commilitone doveva rientrare in paese, a Genoni anche lui, e quindi manda un messaggio alla sua amata. E le sue parole sono queste: «O pensier che veloce vai, un saluto caro a me porterai. Se solo essa lo tiene, dille che le voglio tanto bene. Ma se la trovi in compagnia, dille che l'amo, e poi ritorna via». E poi lei immediatamente vuole rispondere a questo messaggio con un'altrettanto bella poesia. «O pensier tu che obbedisci, sii sincero e non tradisci. Torna indietro dall'amor mio e digli che l'amo anch'io, di un amore pure forte fino all'ora della morte». Con questo piccolo racconto, questo messaggio d'amore, vogliamo chiudere questo video racconto e augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo. Arrivederci a tutti.